Bella, bentornati su Real Napoli Football. Ragazzi, abbiamo due sconfitte di fila in cui ho la netta impressione di essermi totalmente suicidato. Se volete andatevele a vedere. Detto ciò, come sempre, se vi fa piacere lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, commentate e fammi sapere che ne pensate di quello che state per andare a vedere. E vediamo chi sarà il nostro avversario, chi ci capiterà in questa puntata. Inter-Napoli. Sempre divertente quando vi capita che questa puntata uscirà tra tanto tempo, ma stasera in realtà c'è Inter-Napoli e adesso ci andiamo a giocare Inter-Napoli a San Siro. Vediamo un po' com'è la situazione. Osimhen sta a terra, infatti anche stasera probabilmente non giocherà. Mettiamo il solito Simeone dall'inizio, Politano nemmeno gioca, dentro un gong dall'inizio, incredibile, Lobotka pure ultimamente non so perché non lo fa giocare, Dendoncker dentro perché Caciuste pure ce l'attacca giù. Molto bene, diciamo la nostra squadra abbastanza rimaneggiata, loro giocano il 4-2-3-1, quel cazzo di Rodri ragazzi in mezzo al campo è davvero una bestemmia. Vediamo. Si parte Inter-Napoli ragazzi. Pure c'ha Simone Inzaghi pure, però non ha la squadra. Chietiè. Inter-Napoli amici. Partono subito loro. Provano a partire forte. Kvara prova a bloccare il passaggio, niente da fare. Zielinski. Di Lorenzo la mette fuori per Anghissa che la dà a Kvaratskhelia dentro per il solito Simeone che stava prendendo il tempo a Rodri, non so chi sia. Se ne palla dentro, provano ad attaccare loro, Simone a dare una mano, niente da fare, riparte l'Inter con Pempè, Zielinski non riesce a recuperare palla, attenzione Dendoncker, palla dentro, grande chiusura di Rrahmani, Anghissa, Rrahmani, gong. Attenzione, cerca dentro il solito Simeone, gran palla di gong per Simeone che se ne va, Simeone rientra, Simeone recuperato da Teo Hernandez. Peccato qui, gli è mancata un po' di velocità ragazzi, attenzione chiusura qua, Anghissa, palla per gong, di nuovo per Anghissa, cerca dentro il Ciolito che non riesce a girarsi per tirare, già due volte Simeone poteva andare al tiro, Dendoncker palla per gong, niente da fare, non guadagniamo neanche un calcio d'angolo, riparte l'Inter, Rrahmani a colpire di testa, Dendoncker parla del Zielinski, cerca Kvaratskhelia, prova il dribbling, appoggia per il maestro, prova ad andarsene, perde palla Mario Rui, riparte l'Inter, Zielinski per tornare su Pempè, c'è Nathan su De Bruyne, gran chiusura di Nathan su De Bruyne, poi Nathan va da Ngong, in realtà pensavo che Ngong fosse solo, invece no. Attenzione, Haaland, palla dentro, c'era Milito ma c'è anche Rrahmani e Anghissa, palla per Ngong che non riesce ad andarsene, attenzione Zambo, Dendoncker, Rrahmani su Milito che tira, Meret schiaffeggia la palla e la mette in calcio d'angolo. Attenzione a quel cazzo di Milito. Attenzione De Bruyne dalla bandierina, calcio d'angolo di De Bruyne, la mette fuori invece no Dendoncker, Meret la blocca, poi rilancia subito verso il Ciolito Simeone che può colpire verso Kvaratskhelia che prende questa palla, l'appoggia a Zielinski, palla per Mario Rui dentro per il Ciolito Simeone, tacco per Kvaratskhelia che l'alza verso il Ciolito, anticipa Van Dijk per prova a far ripartire l'Inter, Di Lorenzo su Haaland, Anghissa, palla per Ngong, si gira Ngong, cerca di far andare Anghissa, un po' di confusione qui, recupera palla l'Inter alla fine, Milito, Zielinski, prova ad andare a chiudere, Zielinski niente da fare, Haaland, Zielinski in chiusura su Goretzka, poi Zielinski va direttamente a Ngong, male, molto male, perché recuperano palla loro, Di Lorenzo era uscito, non si sa perché, Pempè, palla lì, Anghissa, Mario Rui appoggia per Zielinski che scende, Zielinski allarga per Kvaratskhelia, appoggia per Ciolito Simeone, palla per Zielinski, la ridà Kvaratskhelia che arriva, l'alza per Zielinski che la mette fuori. Bel contropiede ragazzi, il nostro solito contropiede, ma Zielo la mette fuori stavolta. Attenzione a Sommer che rilancio lungo verso Haaland, c'è Di Lorenzo, la palla arriva a Dendoncker, Ciolito Simeone, Anghissa, palla per Ngong che si gira, prova a dribblare, niente da fare, peccato qui, Anghissa recupera questa palla, non ci riesce,
riesce a ripartire l'Inter con Costa Curta. Ngong prova ad andare in chiusura, niente da fare. Haaland, chissà, Zielinski, bel recupero palla, gran lettura di Zielo. Kvaratskhelia cerca Simeone, Ngong, Anghissà, troppo chiusi là. Anghissà, Dendoncker, errore qui. Tempe prova a chiudere Mario Rui, niente da fare. Rachmani, oh, sta succedendo? Rachmani, Mario Rui, non so che è successo, ragazzi. Kvaratskhelia prova a metterla dentro, contropiede sfumato qui. Prova a ripartire l'Inter. Kvara, attenzione. Walker prova a scendere. Attenzione, palla dentro per il Principe Milito. 1-0 Inter, ragazzi. Milito. Si è girato Milito. Hanno forzato gli avversari all'errore e li hanno trafitti quando male così. Simeone, palla per Dendoncker, Di Lorenzo prova a scendere Giannino, palla per Ngong che si gira e se ne va Ngong, cerca Anghissà, la ridà Ngong che prova a penetrare, il cross in mezzo, incredibile, la spizza per l'uscita del portiere, fenomeno. Attenzione, Dendoncker, Di Lorenzo, riesce a recuperare palla all'Inter, niente da fare, Mario Rui alza per aria. Calcio di punizione per l'Inter. È vero. Già accorto, dici. Rodri, rilancio lungo, Di Lorenzo che salta su Haaland, ma la palla resta lì. Attenzione Anghissà, niente da fare, riescono a penetrare ancora, a boaio. Milito basta che tira. 2-0. 2-0 Milito. Dendoncker, palla per Di Lorenzo, Ngong, palla per Anghissà che cerca di andare ancora dal solito Simeone, niente da fare. Dendoncker, recuperiamo palla con Zielinski, palla per Anghissà, prova a girarsi e la dà a Ngong. Si gira dentro male. Haaland, riparte l'Inter ancora. Attenzione, Rachmani prova a chiudere, Rachmani, niente da fare, Haaland. E poi Anghissà, Ngong si è fermato da Costa Curta. 2-0 a fine primo tempo, ragazzi. La differenza l'ha fatta Milito. Simeone, palla per Dendoncker, proviamo a fare qualcosa di più con Mario Rui, Kvaratskhelia allunga per Zielinski, l'appoggia per Mario Rui, la ridà Zielinski, proviamo a penetrare in area, Zielinski il ciolito, e che cazzo non ci credo. Calcio d'angolo, ma dai, no, vabbè, ci perdo cosa, vabbè. La palla arriva a Dendoncker che la mette dentro, Kvaratskhelia è fuori gioco. E comunque il Sommer l'aveva in ogni caso parata, ragazzi. Ma dai ragazzi, veramente. Che cazzo ho sbagliato, che cazzo ha preso Sommer. Di Lorenzo riesce a recuperare questa palla. Adesso sì, palla verso Ngong che si gira alla grande, dentro per il ciolito Simeone. Prova ad andare dentro, la palla recuperata dal difensore. Ngong prova a chiudere, niente da fare. Anghissà, Haaland, chiusura di Dendoncker che poi trova Zielinski, scende Zielinski, se ne va Zielo fino in fondo, ancora Zielinski, si ferma Zielinski, mamma mia, che culo, cioè non mi ha buttato a terra. Mario Rui in chiusura su Pempè, niente da fare, Ngong recupera palla, scende Ngong, dentro per Zielinski, palla un po' arretrata però Zielinski la ridà Ngong che si ferma, prova il dribbling, si fanno fare per tutte e due, mannaggia Gesuele. Vabbè. Attenzione, prova a ripartire ancora l'Inter, Rachmani era uscito e alla fine la recupera lui. Ancora quel cazzo di Milito, Rachmani, maestro Rui, riesce a darla a Zielinski che cerca, a Kvaratskhelia che cerca Zielinski, niente da fare. Anghissà non riesce a recuperare questa palla, Milito ancora, vanno loro, calcio, per il cross in mezzo Di Lorenzo, poi Anghissà, palla per Zielinski, mi sto bregando mani spero pure che farò lì. Kvaratskhelia prova a dribblare, se ne va Kvara, dentro per il ciolito Simeone che si gira dall'altro lato, cerca Ngong, attenzione Ngong, rientra, non riesce a darla a nessuno, Anghissà prova ad andare a disturbare,
La palla però è loro alla fine. Alza la bandierina, sarà rimessa con le mani. Stiamo provando a costruire qualcosa. Allora, almeno di pausa ci vado anch'io, ragazzi. Provo a cambiare un po' la situazione. Allora, assolutamente dentro. Proviamo a mettere Diego? Ma sì, dai. Ma sì. Vai col doppio mediano. Abbiamo ben poco da perdere al momento. Ok. Traoré, c'ho pure Traoré. Ma io vi dico una cosa, dato che Dendonker mi sta cagando il cazzo, io faccio proprio così. Metto Traoré a centrocampo. Sbilancia un po' la squadra, è vero, io però veramente vorrei provare a fare qualcosa di diverso. Andiamo così per il momento. Ci proviamo, ragazzi, riparte l'Inter qui dal calcio da fallo laterale. Anghissà prova a mettere questa palla fuori, la palla è sempre loro, sempre loro. Attenzione, provano a rilanciare ancora loro. Mario Rui va a colpire di testa Traoré, non riesce a prendere questa palla. Rui sì, scende Mario Rui, palla per Kvaratskhelia che va subito al solito Simeone, niente da fare. Alzato per area Mario Rui, ma niente da fare. Nathan Anghissà va in chiusura, c'è Milito che tira la parata di Lorenzo e non ci credo. No, vabbè, ragazzi. 3-0 Inter. De Bruyne. Ma ragazzi, niente da fare. Simeone, Mario Rui, palla per Kvaratskhelia, prova a dribblare e se ne va Kvara. Non riusciamo almeno quantomeno a provare ad andare fino in fondo con Mario Rui che crossa. La parata di Sommer, che rilancia lungo. Rachmani, Nathan, recupera palla Nathan, incredibile. Kvaratskhelia, si ferma Kvara. E ora palla De Bruyne. Palla recuperata e ora possono ribaltare rapidamente. Anghissà, palla per Mario Rui. Kvaratskhelia dentro per il solito Simeone che non riesce a girare a Maradona. Niente da fare, brutta partita. Di Lorenzo prova a metterla fuori. Di Lorenzo ancora recupera palla. Fuori gioco. Che viene chiamato inutilmente. Dato che avevo recuperato palla. Detto ciò. Ah dai, Maro. Vabbè, va a perdere tempo quando fanno così, veramente cose assurde. Mettiamo un po' a posto di, anzi no, posto Simeone. Vai, Spadori davanti e va bene, ho detto per un po' Olivera, vai. Partitaccio. Sostituzione per l'Inter. Si riparte. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Di Lorenzo prova a metterla lunga, c'è Maradona su questa palla che riesce a spizzarla per Raspadori. Kvaratskhelia si gira, Kvara, niente da fare. Attenzione Anghissà, cerca Ngong, niente da fare. Chiudi Hakimi, Gong non riesce nemmeno a seguirlo. Attenzione Anghissà, Rachmani, si girano qui. Traoré prova a metterla da Maradona che prova a cercare Ngong, se ne va. Attenzione Ngong, si ferma, la ridà Diego, poggia Traoré dentro per Raspadori, non riesce a girare per tirarsi. Incredibile. Va bene, tragedia ragazzi. Attenzione, vediamo se riusciamo ad evitare almeno un altro gol. Torna, ma che sta succedendo ragazzi? Di Lorenzo, Rachmani, Anghissà prova ad andare da Traoré, niente da fare. Anghissà per recuperare palla, fallo. Buona domenica a te. Brava mattinata nel chill, sì, va bene così. Buona domenica a te, sa. Rachmani, rilancio lungo, Traoré appoggia a Maradona, errore ancora, Maradona perde palla, prova a ripartire Son. Pallone interessante, niente da fare. Una bella giocata nello spazio. Chiude la porta. Meret ci salva dal quarto gol e dalla tripletta del cazzo di Milito. Chissà cosa gli passa ora per la testa. Errori come questi lasciano sempre il segno.
Maradona le mette dentro, Traoré la mette fuori, Kvaratskhelia prova a metterla fuori ma niente da fare, la palla resta lì, Costa curta, Meret. Rilancio lungo di Alex, Meret, Raspadori, prova Nangong che prova a rialzarla per Raspadori, niente da fare. Traoré, Maradona, Raspadori, la palla non arriva a Raspadori, ovviamente ragazzi, niente da fare. Ancora Son dentro, palla dentro, gol, 4-0 di Pepe. Tragedia totale. Raspadori, Nathan, Kvaratskhelia dentro per Traoré che si gira, Traoré prova a penetrare, Traoré la mette dentro per Raspadori, la mette addirittura fuori. Mamma mia ragazzi, tragedia totale. Rachmani, Gong dentro per Raspadori, scende Raspadori, perde palla Raspadori. L'arbitro ha comunicato 4 minuti di recupero al quarto uomo. Anghissà prova a chiudere su Hakimi, entra Milito, 5-0 sfiorato, niente da fare. Maradona, calcio di punizione, posizione interessante e manca poco al termine. Giallo dunque per il fallo commesso pochi istanti fa. Punizione di Maradona ragazzi, partita finita, tragedia esagerata. Va Diego che trova anche il 5-0 da calcio di punizione. 5-0 ragazzi, disfatta totale in questa partita, male così. Bisogna riconoscere una cosa, gli avversari sono stati nettamente più forti oggi. Male così ragazzi, andiamo a perdere tantissimi punti, terza sconfitta di fila, un'emorragia che dovremo cercare di fermare nelle prossime puntate. Male così, ci vediamo prossimamente.